Buongiorno amici, buongiorno. Sono Rita, vi ricordate? Rita di Un sorriso in più, la volontaria. Rita che porta buone notizie il giovedì. E anche oggi, che è giovedì, Rita vi porta una bellissima notizia. La notizia si intitola La cacciatrice di sorrisi. Allora, si tratta di questo. Emilia è la protagonista. Emilia è una signora di 85 anni che vive a Bologna in un condominio con altre 10 famiglie e nell'appartamento vive col marito Giorgio di 90 anni. Sono persone anziane, sole coi figli lontani. Quando è successa la brutta avventura che tuttora dura, che è l'avventura di questo brutto virus che ci ha un po' colpiti, è stato necessario per tutti e anche per loro, per tutte le persone anziane in particolare, chiudersi in casa, in isolamento, non poter uscire e non poter uscire neanche per fare la spesa, perché soprattutto le persone anziane erano e sono a rischio. Emilia in più, in questo stato di isolamento, di solitudine, si sentiva anche un po' preoccupata perché è una persona di una certa età, ma anche con qualche problema di salute, quindi cardiopatica, con qualche problema ai reni. Insomma, viveva una situazione un po' di preoccupazione e un po' di solitudine. Un bel giorno però Emilia decide di reagire a questo stato di cose, anche perché Giorgio, suo marito, spesso passava queste giornate in solitudine davanti al televisore. Occorre fare una premessa. Emilia è una signora a cui è sempre piaciuto scrivere, leggere e cucire. Quindi ha sempre fatto la sarta per tutta la sua vita, però lei racconta che accanto alla macchina da cucire ha sempre tenuto un foglio e una penna, perché lei dice un po' piangevo, un po' scrivevo e un po' cucivo. Chissà, piangevo, a che cosa pensava? Ognuno di noi in certi momenti ha i suoi ricordi belli, i suoi ricordi tristi e qualche lacrimuccia arriva, anche per i ricordi belli. Comunque, questa è la premessa per dirvi che un bel giorno Emilia decide di reagire a questo stato di cose. Il suo condominio è occupato, questi 10 appartamenti sono occupati da alcune famiglie con bambini, una famiglia come lei di due persone anziane e alcuni appartamenti sono occupati da studenti fuori sede. Sapete, quegli studenti che sono costretti a lasciare la loro casa, la loro terra, la loro famiglia, magari al sud, per trasferirsi in una città dove c'è la possibilità dell'università e quindi di studiare. La sua dirimpettaia nel pianerottolo si chiama Concetta, è una ragazza di 22 anni che arriva dall'Abruzzo ed è lì a Bologna per motivi di studio. Un bel giorno Emilia prende un bel foglio verde e comincia a scrivere un saluto ai ragazzi che sono lontani dalle loro famiglie, ai quali lei pensa e pensa a quanta solitudine possano sentire senza poter vedere i loro genitori, i loro amici, la loro terra. E così cosa fa? Non potendo suonare il campanello e andare da Concetta, appende questo racconto che lei ha scritto, perché si trattava proprio di un racconto, alla piantina del pianerottolo. Quando Concetta lo scopre, esce dall'appartamento e lo scopre, rimane non solo stupita e meravigliata, ma estremamente contenta perché quello che legge è bellissimo e non fa in tempo subito a condividere questo racconto con i suoi amici e con tutto il gruppo del condominio. Insomma, per farvela breve, ogni mattina Emilia lasciava un messaggio a Concetta
non passava avvenimento, data del calendario, per la quale Emilia scriveva poesie, racconti, aneddoti, anche barzellette. Ha scritto in occasione del 25 aprile, ha scritto in occasione della festa di Pasqua una bellissima poesia, ha scritto anche i suoi ricordi. Emilia dice che ha raccontato su questi fogli il giorno del suo matrimonio nel 1960, quando lei e Giorgio si sono sposati e dopo la cerimonia molto bella, molto romantica all'interno della chiesa, sono andati con tutti i parenti a fare un bel pranzo, una bella mangiata in una cascina fuori Bologna. Finita la festa, racconta Emilia, a tardo pomeriggio, tutti se ne sono andati e anche loro sono andati nel loro appartamento. Lei dice appartamento, insomma, cucina e camera, punto. Però cosa si aspettavano i due sposini? Si aspettavano che qualcuno dei genitori, o di lui o di lei, venissero a chiamarli per la cena. E nessuno si è fatto vivo invece, li hanno lasciati tranquilli per tutta la sera e per tutta la notte. Emilia ridendo racconta e dice: tutta la notte noi siamo stati svegli, sì, ma per la fame, perché avevamo fame e nessuno ci aveva invitato a cena. L'altro episodio molto bello che mi è rimasto impresso e che racconta è che nel 1946 Emilia ha fatto la prima comunione e il suo papà, che era un contadino e quindi avevano poco a disposizione, però lei dice tutti erano così, tutti avevamo poco a disposizione. Il papà è andato a recuperare, cercando a destra manca, quello che mancava al suo abitino, cioè un bel paio di scarpe bianche da abbinare all'abitino. Sì, le ha trovate per Emilia, peccato che erano molto strette, quindi Emilia ricorda il giorno della prima comunione come una giornata con tanto male ai piedi. E poi ricorda la nascita dei suoi due figli maschi che adesso sono lontani da casa. Insomma, non c'è stato giorno, ripeto, in cui lei non abbia appeso a questa piantina con una mollettina ogni giorno un suo racconto, una volta su un foglio verde, una volta su un foglio rosso, una volta su un foglio bianco. Tant'è che Concetta, questa ragazza, non solo l'ha messo a disposizione e l'ha condiviso nel gruppo del condominio, ma ha creato, si dice, un sito, cioè un luogo sul computer dove raccogliere tutti questi racconti, queste poesie e ha convinto Emilia a partecipare a un concorso di poesia, perché secondo Concetta aveva e dà tutte le carte in regola per partecipare. Gli abitanti del condominio sono stati contentissimi di questa cosa e non passava giorno che non passassero, che non salissero nell'appartamento, di fronte all'appartamento di Emilia per poter raccogliere questi frutti, tra virgolette. Di questa cosa è venuto a conoscenza anche il sindaco di Bologna, il quale li ha pubblicati, anche lui sul sito della città, e li ha divulgati e vuole farne, penso, una raccolta scritta. Insomma, è stata un'esperienza molto bella. Dall'esperienza di solitudine in cui ci ha precipitato di colpo questo coronavirus, è nata un'esperienza solidale, solidarietà di condominio, dice Concetta. Si sono create delle relazioni all'interno del condominio e non solo, che poi via via si sono ingrandite, si sono allargate, che non è passato neanche ora. Sapete che ora possiamo uscire, tutto è ritornato quasi alla normalità, le famiglie escono per lavoro, i ragazzi escono per trovarsi e studiare insieme e queste relazioni bellissime che si sono create in questo momento di difficoltà continuano e si approfondiscono sempre di più. Concetta, alla fine di maggio, è andata in Abruzzo dai suoi genitori, i quali erano tenuti
sempre al corrente delle vicende di Emilia, la cacciatrice di sorrisi. Cacciatrice di sorrisi perché spesso arrivava con dei fogli sui quali c'erano le sue barzellette, i suoi racconti gioiosi. E appunto erano al corrente e Concetta li teneva al corrente di come stava Emilia, di come... Pensate, diceva Concetta, tante mattine mi trovavo davanti alla porta del mio appartamento sul pianerottolo, mi trovavo il caffè, mi trovavo i biscottini, Emilia ha provato a farmi le tagliatelle fatte in casa, i tortellini fatti in casa, insomma una bella amicizia. E i genitori di Concetta tra poco saliranno a trovare la figlia a Bologna e non vedono l'ora di andare ad incontrare, a conoscere, ad abbracciare anche Emilia, la cacciatrice di sorrisi. Questa è la bella notizia di oggi. Io oggi vi lascio e ci incontriamo senz'altro ancora la prossima settimana con una storia magari ancora più bella. Ciao!